Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Un lungo applauso ha accolto questa mattina l'ingresso al Teatro Goldoni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto in città in occasione della consegna del premio Ugo La Malfa per la cooperazione internazionale. Prima della cerimonia, davanti a Ca' Farsetti, ad accogliere il capo dello Stato sono stati il sindaco di Venezia e il presidente della regione Veneto. Alla sua prima edizione, il premio Ugo La Malfa è stato consegnato alla direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Cristalina Georgieva, che davanti alla platea del Goldoni ha pronunciato il discorso di accettazione. Cambiamo decisamente argomento. Il giudice federale FIP, dopo gara 2 di semifinale playoff scudetto disputata ieri a Bologna tra Virtus e Reyer, ha emesso il provvedimento dell'ammenda di 2.667 euro nei confronti della società Aurogranata per, si legge in una nota ufficiale, minacce ed offese collettive e ripetute al termine della gara nei confronti degli arbitri tesserati avversari e del sostituto procuratore federale, nonché della squalifica per Neven Spacchia ed coach Aurogranata per, si legge sempre in una nota ufficiale, comportamento offensivo nei confronti del terzo arbitro a fine gara. Parliamo di sanità. Benvenuto turista d'Italia e del mondo. Si apre così il video che l'ULSS Tre Serenissima ha realizzato per sintetizzare l'impegno per garantire l'assistenza in emergenza e sanitaria ai villeggianti che giungono nelle città e nelle spiagge del Veneziano. Il progetto Vacanze Sicure significa circa 1.700.000 euro di investimento nella sola stagione estiva 2024. Chioggia, con la sua città d'arte e con le sue spiagge, sta al centro di questo progetto di potenziamento dei servizi sanitari. E nella mattinata di oggi si è svolta proprio a Isola Verde la presentazione ufficiale del progetto. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Passiamo alla cultura. Fino a mercoledì 29 maggio sono aperte le iscrizioni sul sito che vedete in sovraimpressione www.go2025fenice.net per la selezione di 16 scuole che potranno accedere a un percorso formativo gratuito al Teatro La Fenice per la capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica Gorizia. I posti sono riservati per le attuali classi terze, prossimo anno scolastico quarte, delle scuole elementari del Comune di Venezia. Le classi metteranno in gara un video dove canteranno l'inno europeo che verrà valutato per metà sulla partecipazione social e l'altra metà per parametri come qualità su espressione melodica, senso ritmico, preparazione scenica, gestualità collegata al brano e risultato musicale complessivo. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.